Quanti dormiranno dentro per una notte nella loro caserma? Io ho preparato 600 brandine. Gli alpini riaprono, seppure solo per 3 giorni, la storica caserma Cantore di Tolmezzo. Questa è una delle particolarità della Donata Triveneta delle Penne Nere, che si svolgerà nella Perla della Carnia da venerdì della prossima settimana. E non è una notizia da poco, in particolare per le generazioni che hanno svolto il servizio militare, dormendo in quelle camerate, marciando su quei piazzali, pulendo e manutenzionando in quei magazzini. Un pezzo di storia che qualcuno potrà rivivere dormendo o semplicemente visitando tutta l'area ripulita e riaperta dalle Penne Nere carniche. Qual è il gruppo che ha voluto tutti i costi? Fino adesso quello di Biarene. Quello di Biarene? Quello di Biarene. Ha detto dobbiamo andare assolutamente. Sì, infatti, perché tornare alla nostra caserma. È partito perché è un amico il capogruppo lì. È partito con 70 persone, dopo mi fa una telefonata e senti ne ho altre 20. Non più tardi di ieri, dopo che ne aveva 115, mi ha telefonato, guarda che ne ho altri 17. Una struttura che sarà di supporto anche per chi arriverà a Tolmezzo in automobile. La Cantore ci ha previsto. Ma quelli sono già stati tutti prenotati, mi diceva? No, per il pernottamento. Sì. Mentre per le macchine abbiamo calcolato che stanno dentro un 800 macchine. Un'organizzazione che sta lavorando da quando c'è stato il passaggio della stecca con Vittorio Veneto e che prevede l'arrivo di oltre 20.000 penne nere per la sfilata di Tolmezzo. Tante le iniziative la prossima settimana, raccontate oggi ad ore 13. Dall'omaggio alla portatrice Maria Plozner-Predil, ai cori del sabato sera, dalla mostra con preziosi cimeli storici in omaggio alle penne nere di ogni epoca, alla notte verde ricca di canti e fanfare. Una donata triveneta degli alpini che Media Nord-Est seguirà costantemente con servizi, interviste e collegamenti dai luoghi della memoria e di celebrazione, che culmineranno la domenica mattina con la diretta integrale di tutta la sfilata. Intanto nei nostri studi oggi c'è stato il passaggio della fiaccola che accenderà la 3 giorni carnica. E terminiamo così, tutti quanti insieme. Grazie a Roberto Dorigon, grazie a tutti voi per l'attenzione. E buon raduno. E buon raduno. La settimana prossima, arrivederci. Grazie.